Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi con cavalli di 5-6 anni, sono solo 5. Dopo il ritiro di zia Teresa che si avviano dietro l'autostart che è già in movimento con l'1 Allure GSO, Antonio Greppi, 2 Al Pacino Treb, Roberto Vecchione, 3 Zephyrus GM, Lorenzo Baldi, 4 Amelie Pan, Salvatore Valentino, 6 Zebu VF, Adrian Gioni. Premio Vabron, sembra un match tra Al Pacino Treb e Zephyrus GM, con gli altri pronti ad approfittarne di eventuali defiance dei favoriti. Stacco della macchina, partono praticamente in 3 con Al Pacino Treb che scavalca Allure GSO e si mette alla corda davanti a Zephyrus GM, poi al largo Zebu VF, chiude il gruppo Amelie Pan. Cavalli sulla curva con Lorenzo Baldi che cerca di scavarsi il posto, 200 metri veloci in 14 secco, vediamo se riesce la manovra Lorenzo Baldi e riesce di misura a sistemarsi nella scia di Al Pacino Treb davanti a Allure GSO, mentre Adrian Gioni con Zebu VF ripiega in coda. 400 comunque veloci in 28,7, Al Pacino Treb, Roberto Vecchione, Holger Elert al training, Zephyrus GM seconda alla corda, ora posizioni assestate, quintetto in fila indiana. Si rallenta un po' sulla seconda curva, 15,8, viene fuori i primi 600 metri in 44,5. Ora Salvatore Valentino approfitta del ritmo blando con Amelie Pan e avanza al largo. Rimane nella scia del battistrada Zephyrus GM, prende la via del largo anche Zebu VF, 31,5 i secondi, 400 metri, figli di un 15,7 qui davanti alle tribune. Cavalli sulla penultima curva si stanno avvicinando al chilometro, passato in 1,15 appena abbondante. Amelie Pan all'esterno di Al Pacino Treb che ora allunga, Zephyrus GM sempre seconda alla corda davanti all'Allure GSO, all'esterno Zebu VF, insiste la figlia di Pitagora B, retta di là passata in 14,4. Amelie Pan insiste al largo di Al Pacino Treb, Zephyrus GM attende probabilmente l'open stretch, siamo a 250 metri dalla conclusione, perde qualche battuta Amelie Pan, ne approfitta per scappare Al Pacino Treb, Zephyrus GM guadagna di dentro, ma Al Pacino Treb ha preso vantaggio decisamente importante. Al Pacino Treb, Roberto Vecchione vengono a vincere nettamente secondo Zephyrus GM su Amelie Pan. 14,3 da arrivare, 28,5 l'ultimo quarto, 1,13,4 la media al chilometro per il figlio di Nadal Shiba che viene a vincere questa prima corsa. Al Pacino Treb, Roberto Vecchione, il team Elert, la scuderia ZB Sport di ZB Boniek che vengono a vincere la prima da Bologna.